Corsa di questo convegno, il premio Bertinoro, 4.000 poco più euro di dotazione per questi cavalli anziani, categoria F. Andiamo a leggere il campo dei partenti: l'1 Clown Regal con Claudio Monti, il 2 Dinamico Surf con Marco Ciarrocchi, il 3 Fanny Doltruia Giuseppe De Filippis, il 4 Follow Me con Sandra Brombini, il 5 Amelie Pan con Salvatore Valentino, 6 Can Plus Med SM con Pietro Tomasello, seconda fila 7 Captà Filippo Monti, 8 Einstein Grad Roberto Vecchione, 9 Fatidic Giovanni Pellonara, poi abbiamo Flame AD col 10 Carmine Piscoglio, l'11 Eclisse BFC Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata e chiude col 12 Elodie con Marco Stefani. La macchina ha accelerato, quindi prende il via la corsa, è una partenza con 4-5 cavalli in linea, durissima, alla corda, la difende estremamente Clown Regal, viene squalificata Fanny Doltruia che era un'attesa protagonista, 4 Follow Me squalificato, numero 10 Flame AD squalificato, che precede il numero 2 che ha al suo esterno Dinamico Surf, che non riesce a trovare posizione per la chiusura del numero 7 di Captà, che ha preso la posizione di rincalzo. Sono rimasti c'è un potenziale cross dietro del gruppo che coinvolge anche Einstein Grad, ma davanti a tutti numero 8 Einstein Grad squalificato, numero 1 di Clown Regal e a destra Dinamico Surf. 29-7 questi primi 400 metri abbastanza combattuti, comunque per la categoria si va dal piede da 1,14,2 e poi abbiamo un evidente rallentamento 16, quando comunque il numero 2 di Dinamico Surf continua a mettere pressione a Clown Regal, ma neanche troppo. Captà segue la corda, a destra invece troviamo anche Can Plus Med SM, terza posizione della corda per Amelie Pan con alla sua destra Eclissi BFC. 1 minuto e spiccioli per fare i primi 800 metri di corsa, 14,7 per il passaggio dalle tribune, siamo nella penultima piegata e la situazione si è ormai ben definita. Sono rimasti 7 cavalli anche dopo la squalifica di Einstein Grad che entrano negli ultimi 600 metri di corsa e ora Claudio Monte incomincia a richiamare all'impegno, a un maggiore impegno Clown Regal che parzialmente risponde in difficoltà invece Dinamico Surf che è stato scuffiato ma non sembra rispondere ai comandi del proprio driver. Diventa più incisiva la richiesta di impegno di Claudio Monte per questo figlio di Vivid Wise S, continua a seguire in silenzio Captà, attende il momento giusto, mette la testa a destra ma arriva fortissimo da metà gruppo Eclissi BFC, si entra in retta d'arrivo, prova a difendersi Clown Regal, arriva Captà e da lontanissimo ci sono il numero 5 di Amelie Pan e poi Eclissi BFC, ma Captà ha preso il momento migliore, sono le noti vincenti quelli di Filippo Monti e Captà che va a vincere la corsa con la media chilometrica di 1,15,4, una corsa un po' complicata nello svolgimento, ma Captà doveva solamente seguire Clown Regal, così ha fatto e a 150 metri dal palo ha mosso per andare a cogliere questo meritatissimo successo. Quindi la vittoria di Captà che guardiamo ancora in slow motion, Captà con il numero 7, quindi Filippo Monti per Sabina Breccia e ovviamente Nicolò Venturi ovviamente in collaborazione per Stephen Ciangura, la proprietà questo cavallo figlio di Prodigious ed Hendrich Hall che si aggiudica la quinta corsa di questa sera al Savio. Primo il 7, secondo l'1 e poi abbiamo il numero 5 di Amelie Pan a chiudere il gioco dei piazzati.